Il primo raduno di Pontida di Matteo Salvini come ministro, il primo dopo il referendum per l'autonomia del Veneto. Insomma, per motivi diversi, quella di domani sarà una manifestazione diversa da tutte le altre e lo indicano anche i numeri da record. 45 pullman partiranno da tutto il Veneto, 12 dalla sola provincia di Treviso. Questa era una Lega che 4-5 anni fa valeva il 2,8-3%, oggi vale oltre il 30%, vuol dire che solo i pessimisti non fanno fortuna. Ci abbiamo creduto, i cittadini ci hanno premiato perché abbiamo mantenuto la parola, perché dimostriamo con i fatti che quando diciamo una cosa la facciamo. Sul prato di Pontida il Veneto porterà non solo le bandiere ma anche la richiesta di autonomia. Il referendum del 22 ottobre 2017 è stato il primo segnale di fiducia nei nostri confronti, spiega Zaia, fiducia che non va ora tradita. Bisogna consolidare il terreno, mantenere la parola con i cittadini ed essere corretti, sinceri, onesti fino in fondo. Penso che poi i cittadini sanno apprezzare, sanno che solo chi lavora può sbagliare, ma l'importante è andare dritti all'obiettivo.